Ci portano più speranza, più fiducia, uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti. Ok, ci siamo? Sì. Allora, signor Sindaco, nella diretta che abbiamo fatto questa mattina abbiamo analizzato un po' com'era l'iniziativa. Adesso possiamo fare il sunto finale post evento, no? Sì, è stato un percorso e un'avventura davvero divertente, anche che ha messo alla prova insomma, i partecipanti. Qui c'è il signor Aldo Gortana insieme a me che faceva parte, io ero una modesta navigatrice, lui l'autista, del team 14 ecco, che ha partecipato. Naturalmente si partecipa per partecipare, per il gusto di stare insieme agli altri, di passare una mezza giornata divertente e quindi in bocca al lupo al vincitore, ecco, a chi è stato... Soprattutto approfitto anche della sua presenza, visto che lei parlava proprio di passare un po' in allegria, soprattutto anche dimenticare quello che è stato il maltempo che ha lasciato parecchi danni anche nel suo comune, no? Sì, il nostro comune purtroppo ha patito la calamità del 24 di luglio, ci sono stati ingenti danni a causa della grandinata sia per le famiglie, per le aziende agricole anche, quindi abbiamo davvero un triste epilogo, è stato un triste epilogo, però naturalmente da bravi friulani bisogna avere la forza di ripartire, rimboccarsi le maniche, esatto, e ricominciare a lavorare dall'indomani per rimettere tutto a posto e andare avanti, perché naturalmente la filosofia dei friulani è quella di andare avanti sempre e comunque ed hanno dato insomma abbiamo degli esempi storici di grande importanza. Insomma. Queste iniziative servono a questo, a far ripartire un po', le macchine servono per far ripartire, no? Correre mai fermi e soprattutto sottolineiamo anche il fatto che anche i giovani stanno veramente dando una mano per quanto riguarda la Proloco, insomma c'è stato un ricambio generazionale, ma quello che conta è che il ricambio c'è, ma la radice è sempre quella alla fine. No? È importantissimo che ci sia un ricambio generazionale, che i giovani abbiano voglia di impegnarsi, di portare avanti iniziative belle, tradizioni come Guarda che Stella, ma anche iniziative nuove come quella della caccia al tesoro di oggi. È bella la sinergia che si è creata oggi anche con la Proloco di Rivignano e i motori dello Stella. Dall'unione nascono cose belle come quella di oggi e siamo qui, è stata una bella esperienza che speriamo si ripeta anche i prossimi anni e naturalmente un grazie a tutte le associazioni ma soprattutto a tutti i volontari che nelle associazioni danno davvero l'anima e l'energia per andare avanti e per portare avanti cose importanti ma soprattutto per sostenere anche la propria comunità. Complimenti e buon lavoro. Grazie a voi. Ci siamo. Si è appena conclusa questa splendida giornata qui a Rivignano per quanto riguarda l'evento con i motori dello Stella in collaborazione con la Proloco di Rivignano. Allora partiamo subito con Enrico per capire un po' com'è andata innanzitutto. Sì, ciao Omar, ciao a tutti, quest'anno è stato l'anno zero, è stato un esperimento che l'associazione dei motori dello Stella e il club dei motori dello Stella ci hanno proposto, abbiamo accettato ben volentieri insomma e direi che è stato un vero successo per essere la prima edizione. I partecipanti sono stati tutti molto soddisfatti, molto contenti, anche perché oltre a divertirsi hanno potuto scoprire e conoscere il territorio, perché c'erano diverse persone anche fuori comune, fuori zona, da Atimis e zone insomma con una certa distanza, quindi noi siamo molto soddisfatti e questa prima edizione rientra nella 3 giorni di Guarda che Stella, che è appunto questo evento che noi proponiamo ogni anno la prima settimana di agosto e questa la domenica era la prima parte che si conclude adesso per poi proseguire questa sera dalle ore 18 con la cena, musica qua in piazza Rivignano. Ancora una volta va sottolineato servizio eccellente. Sì, come dicevo sono tutti stati molto soddisfatti, ringrazio in primis i motori dello Stella per averci lanciato questa proposta e poi tutti i ragazzi della Proloco che senza di loro insomma non si riuscirebbe a fare quello che è stato fatto. Presidente, cosa dobbiamo aggiungere ancora? Ma guarda, io sono felicissimo che la Proloco Rivignano con Enrico abbia accettato il nostro
invito a provare questa nuova esperienza di un raduno un po' particolare con la caccia al tesoro, e direi che noi siamo soddisfatti e ci aspettiamo anche eventualmente il prossimo anno, se una bella collaborazione, che ci siano anche più vetture, più gente, e da quello che si sente è stato veramente molto molto gradito. Soprattutto da sottolineare che i motori dello Stella non si fermano qui. Assolutamente no, infatti il 9 di settembre faremo con la Proloco di Teor Motor su Dorodis, e poi a dicembre, il 3 dicembre, faremo sempre con i commercianti di Rivignano Teor, ovviamente il Babbo Natale in auto, cioè è un evento che sarà tutto devoluto, ovviamente ricavato, a un'associazione qua del luogo. Complimenti e buon lavoro. Grazie mille. Grazie. Ciao. Andiamo a sentire i primi naufraghi per quanto riguarda questa giornata. È andata bene, no? Ottimamente, tempo a retto, giro simpatico, bello, giornata bella, per cui tutto da divertimento. Sei d'accordo con... Sono d'accordo, mi sono divertito molto anche per quanto riguarda la ricerca, è stato divertente, quindi spero che un'esperienza da ripetere, esatto, sì. Bene, complimenti. Grazie. Allora, siamo dietro i chioschi, è andata bene, no? È stata una bella esperienza, possiamo dire, no? Ma l'iniziativa bella un po', perché io troppi anni sono diventato amato a cercare, e allora purtroppo a una certa età questa è roba per giovani, secondo me. Però ormai abbiamo fatto il giro, siamo qua, facciamo lo spuntinetto, l'aperitivo e dopo mangiamo le chiase. Grazie di tutto. Senti, allora, eri in macchina col sindaco, il sindaco ti ha diretto bene, no? Certo, mi ha diretto bene perché se ero da solo mi fermavo a tutti i bar. Ah beh no, se avessi fatto tutti lo starisi. No, ma se ero da solo, sai, c'è da pensarci sopra, no? Un pochettino. Comunque il navigatore, la navigatrice si è comportata bene. Bravo. Sì, perché sennò altrimenti mi fermavo a tutti i bar, appunto. Complimenti. Allora, mi dicono è andata bene anche per lei, no? Ma penso sia andata bene per tutti, eravamo con una giornata che ci ha fatto grazie per il tempo, abbiamo fatto un bel giro, ben organizzato e simpatico. Io non sono del posto, ho fatto un po' fatica, ma insomma, bene. È arrivato. Certo. Visto che qualcuno del posto si è perso. Ah sì? Vabbè, può succedere. Può succedere. Complimenti. Grazie. Allora, vi abbiamo visto lungo il percorso un po' tutti, alla fine siete arrivati al traguardo. Contenti, no? Contenti, è andato tutto bene, divertiti, non ho trovato nessun difetto alla manifestazione. Da ripetere. Bella da fare. Sì. Contento anche lei, no? Contentissimo, grazie. Tutto a posto. Bene, la navigatrice ha seguito Una cannonata, sì, era... Tutte le risposte, ma va bene. La strada è quella che porta a Roma. Ottimo. Bene. Grazie a voi. Conferma anche lei? Sì, decisamente ben organizzato, proprio complimenti all'organizzazione. La partecipazione. Qua tutti contenti, vedo. Sì, contentissimi, veramente. È stata veramente una bellissima mattinata. Bella, no? Nuova, una bella novità, sì, da rifare. E poi fa bene alle persone anziane perché fa ragionare. E soprattutto veniamo a scoprire di più il territorio nostro. Sì. Ecco, È una cosa importante. cosa importantissima scoprire il nostro territorio. Molto bello. Una gran bella esperienza. Veramente complimenti. Complimenti.